Benvenuti nella terra dei Nuraghes, questo nuovo appuntamento culturale su Teleregione Live che vi terrà compagnia per 12 settimane e in questo spazio, questo breve spazio culturale settimanale, noi affronteremo dei temi storici, dei temi artistici, temi quindi che riguarderanno anche la pittura, riguarderanno la scultura, riguarderanno anche i personaggi illustri della nostra Italia. Ma ci saranno degli approfondimenti legati alla Sardegna e alla città di Sassari. Ci saranno anche degli spazi linguistici, quindi non tratteremo unicamente la lingua italiana come veicolo conduttore appunto delle nostre puntate, ma daremo anche uno spazio alla nostra lingua sarda e anche al sassarese, e quindi ci accompagneremo con delle letture, per esempio. E siccome noi abbiamo chiamato nella terra dei Nuraghes questo nuovo appuntamento, diciamo anche il perché appunto è derivato da questo incontro poetico di fine Ottocento che si è appunto rivelato su una rivista, anzi su una collezione poetica di tre grandi personaggi della storia italiana e anche sarda, e appunto sono Sebastiano Satta, Luigi Falchi e Pompeo Calvia. Hanno pubblicato Nella terra dei Nuraghes, questo insieme poetico sia in lingua italiana che anche in lingua sarda e in lingua sassarese, che ha dato, come dire, il via al loro sodalizio artistico intorno al 1890, siamo nel 1892-93, e quindi ci siamo ispirati a quel momento artistico e culturale per riprendere il nostro momento artistico e culturale. E quindi vogliamo iniziare questo primo appuntamento della nostra rubrica Nella terra dei Nuraghes parlando appunto, dal momento che insomma ci chiamiamo Nella terra dei Nuraghes, parlando appunto della civiltà nuragica. E voglio iniziare a parlarvi di un reperto archeologico molto interessante e che purtroppo ancora pochi conoscono, sebbene scoperto da qualche anno, nel 2015, ha dato un notevole interesse e anche un po' di scalpore, se vogliamo, ovviamente in senso positivo, nell'ambito archeologico. E parliamo di tre persone che nel 2015, tre sardi, due lombardi di cognome e un mulas di Florinas di cognome, rinvengono accidentalmente nel santuario di Giorrea, Florinas, nel santuario nuragico, un concio che abbiamo ridenominato il concio dell'Elsa Gammatta. Ma di che cosa si tratta? Si tratta esattamente di un blocco calcareo di una proporzione abbastanza interessante, insomma, anche molto pesante da poter trasportare, rinvenuto vicino alla rotonda nuragica di Giorre, dove appunto è scolpita e si vede benissimo la figura di un pugnale ad Elsa Gammatta e anche di un altro simbolo che probabilmente o sembrerebbe una immanicatura e quindi un'impugnatura, probabilmente, forse insomma, di una spada nuragica. L'Elsa Gammatta è un simbolo molto importante della civiltà nuragica che fino a quel momento era rappresentata unicamente o comunque al 99% dei casi solo nella bronzistica figurata nuragica e quindi sui bronzetti nuragici, per intenderci. È un simbolo che richiama uno status sociale, molto probabilmente o quasi certamente di una società guerriera, della società guerriera stessa nuragica, portato al collo, in alcuni casi anche portato comunque a disposizione delle mani per poter appunto recare l'offesa o comunque la difesa in caso di attacco di un nemico. È un simbolo molto importante e troviamo anche nella bronzistica figurata nuragica, troviamo anche nei reperti le faretrine appunto del pugnale ad Elsa Gammatta. E quindi per la prima volta su pietra viene rinvenuto questo pugnale dell'Elsa Gammatta e molto probabilmente il concio dell'Elsa Gammatta di Giorre potrebbe essere riferibile, se così vogliamo, visto che insomma mancano alcune parti di quello che forse probabilmente doveva essere un enorme stele
per intenderci, magari per fare appunto un parallelismo, forse con le stele di Filitosa in Corsica, dove appunto lì sono ben visibili delle forme umane, se vogliamo, e anche degli simboli particolari, come per esempio anche, non so, delle spade. Per intenderci, poteva e potrebbe essere così l'origine di questo grande rinvenimento. È stato un ritrovamento fortuito, nel senso che noi abbiamo semplicemente osservato quello che c'era lì in quel momento per una passeggiata, per andare a vedere questo bellissimo santuario nuragico, che vi invito ad andare a vedere e a riscoprire, oltretutto perché c'è insomma una bellissima camminata naturalistica che conduce al santuario nuragico. Dove si trova? Si trova a Florinas, è sull'altopiano di Giorrè. L'altopiano di Giorrè intende anche altri comuni, altri territori comunali limitrofi, come quello per esempio, non so, di Cargeghe o comunque anche quello di Ossi. È in una piana veramente meravigliosa, ricca di acque, ricca di una flora molto interessante, e che quindi permette un notevole godimento dal punto di vista naturalistico. Il santuario nuragico presenta diverse forme architettoniche, purtroppo molto danneggiate, già per vari motivi che riguardano anche i lavori fatti in quei periodi per i mezzi meccanici, insomma dai mezzi meccanici, ma che comunque rivela, almeno probabilmente anche un tempio a Megaron, comunque i resti molto insomma radi, insomma, di questo tempio a Megaron, alcune strutture probabilmente di capanne, ma soprattutto la rotonda nuragica. E poi ricordiamo che nel santuario di Giorrè è stato rinvenuto il bronzetto databile intorno al secondo secolo a.C. del dio Hermes Mercurio, con la particolarità di questa plique, di questa maschera d'argento appunto sul volto, una maschera di argento dorato, che è stato un ritrovamento molto importante, ora anche simbolo del comune di Florinas. Il santuario di Giorrè quindi restituisce a noi oggi questo concio dell'Elsa Gammata, che riporta quindi una lettura ulteriore delle capacità artistiche e architettoniche e quindi anche delle conoscenze dei popoli nuragici, e che merita sicuramente un approfondimento. La tutela del santuario da parte degli addetti ai lavori esiste già, e quindi è un'ottima notizia, e l'invito appunto che vi facciamo noi oggi a voi a casa è quello che riguarda appunto la tutela e la conservazione. I primi a dover porre insomma il proprio impegno siamo noi cittadini, tutti i cittadini, e quindi anche voi che ci guardate da casa. Amate la storia, amate quello che riguarda le nostre tradizioni, ma soprattutto siate in collaborazione con gli addetti ai lavori per far sì che questi luoghi continuino ad esistere e non vengano più depredati. Con questo vi saluto, vi ringrazio per questo primo appuntamento, di essere stati appunto con noi, e vi rimando la prossima settimana, appunto martedì prossimo, per una nuova puntata, la seconda puntata di Nella terra dei Nurages.